Stefano Calvagna per il documentario su Bombolo, Core de Roma. Ti chiedo subito, dove è nata l'idea? Cioè, cos'è che ti ha suggestionato tanto da dire adesso faccio questo progetto? Diciamo, io sono cresciuto con i film di Bombolo e Thomas, quindi per me sono stati, diciamo, due icone importanti, da cui una delle due è Bombolo, proprio un'icona anche della romanità. Quindi credo che fare un docufilm su Bombolo per me è stato innanzitutto un privilegio e un onore, perché poi grazie ad Alessandro e Stefania Lechner e i suoi figli mi hanno fatto ripercorrere quelle strade, quei posti come Picchiottino, quell'osteria dove lui è nato artisticamente e dove fu scoperto proprio da vincitore. E poi oltre a questo anche degli aneddoti che insomma mi hanno piacevolmente colpito, anche se non avevo dubbi, perché quell'umanità traspariva anche dallo schermo. Credo che sono cose che mancano. Quindi è stato praticamente una ricerca, come dire, la regia era una stessa ricerca. Corretto. Insomma, molto divertente. Esatto, è stato molto divertente perché quegli aneddoti che mi hanno raccontato, insomma, lui nella vita privata era come sullo schermo, se non peggio, in senso buono. Quindi scherzava, rideva, faceva scherzi, cucinava aglio e peperoncino. Poi con la romanità che, ripeto, è scomparsa, mi ricordava mia nonna era una Trasteverina, e quando mi incontrava, mortacci tua bello de nonna, e lui con il mortacci tua ce l'aveva come un polpo in canna, quindi senza quel political correct che insomma un po' staccato. E devo dire che le volte quando vai a vedere delle commedie si sorride ogni tanto. Io se vedo una commedia devo ridere, io con loro ridevo, si rideva infatti ti volevo anche un po' chiedere questo dopo, però mi anticipi e mi dici un po', cioè volevo chiederti proprio questo, cioè come è cambiato un po' quel tipo di commedia degli anni '80, non soltanto ovviamente con Bombolo, ma in generale. Oggi si ride meno. Si ride meno perché viene fatto tutto molto a tavolino, strategicamente parlando, si costruiscono degli script, una sceneggiatura che a mio parere non è più cinema, non è più quell'arte che tu senti impulsivamente e artisticamente parlando vera, senza una realtà edulcorata, con la battuta che deve uscire fuori anche se non c'è sul copione, quell'improvvisazione che se c'è la metti anche con quella parolaccia giusta che detta da una maschera giusta, da un bombolo, non ti dà fastidio, anzi diventa poesia. E si rideva tanto. Io uscivo dal cinema con le lacrime, ero un bambino, guardavo i film, uscivo felice. Ma quindi non è un problema che non abbiamo talenti, li abbiamo però castrati. Li abbiamo castrati da sceneggiature che devono essere controllate, perché sennò poi va in censura e succede il problema. Io devo dire la verità, nelle mie opere non ho fatte poche, quindi ne ho più di 25 realizzate. Ho costruito sempre un cinema perché sentivo l'esigenza di fare un film. Non c'era il discorso, guarda, ci stanno questi soldi, adesso che ci inventiamo? No, io non mi devo inventare niente, perché non ho mai preso un fondo ministeriale, non ho mai preso nessun tipo di finanziamento pubblico, ok? Però l'ho fatto veramente un cinema in prima linea, a spallate, veramente, ma ho messo tutto me stesso, come l'ho fatto con veridicità. Ho preso quello che ho fatto con Bombolo, è stato fatto perché sentivo l'esigenza di farlo, non perché qualcuno mi ha detto guarda, se fai Bombolo ti diamo. No, prodotto da me, diretto, scritto. Molto bello questa grande cinema indipendente, quello vero e non quello che si dice. Che si dice indipendente e poi non lo è. Esatto. Qual è il messaggio che speri possa arrivare un po' al pubblico, sia qui alla festa, ma in generale comunque del lavoro che hai fatto? Ridare vita insomma, riportarlo alla modernità? Io credo che il messaggio che vorrei far arrivare, e poi comunque vedo che poi ognuno decide sempre quello che gli arriva da un film, è una cosa soggettiva, è che personaggi come Bombolo vengono apprezzati oltreoceano, e Eli Roth c'ha un manifesto dentro l'ufficio suo di Bombolo, scrive a Stefania, vuole vedere il film, anche Tarantino, quindi credo che essere apprezzati dai personaggi oltreoceano di quel calibro, più degli stessi italiani, cioè ti fa fare tante domande. Allora vorrei che si aprisse un attimo più la mente, e non devono essere i nomi come Tarantino o Eli Roth a farci svegliare dal coma di personaggi che sono stati considerati magari di serie B, con dei film e B-movie che non lo erano, perché comunque nel tempo si sono rivalutati molto. E quel poliziottesco a cui si è ispirato proprio Quentin e gente che ha preso le palme d'oro a Cannes, quindi cerchiamo un attimino di fare mente locale su questo, e questo docufilm dà proprio uno spazio a quello che è una veridicità, una realtà non edulcorata di un personaggio che non era solo una maschera, ma era anche tanta arte, tanta umanità, e
quelle improvvisazioni che adesso io non vedo più. Stefano, grazie mille, grazie a voi. davvero, in bocca al lupo e complimenti. Grazie.